Wow, zia Tere, guardate qua. Ecco qua, mo ti faccio Ma vedere. hot dog, ma che lei che sia una marenne. Oh, guarda come è croccante. Croccantissimo. Maronna mia, zia Che Tere. sono tu e che sono mica. E questo è l'hot dog napoletano di zia Teresa. È buonissimo. Favorito, chiamo consolata. Zia Teresa. Davide. Buongiorno, che ci abbiamo qua? Ehi Davide, sta giornata ti faccio un bel hot dog. L'hot dog. Ehi, Come quello americano? con l'americano. Però te lo faccio con la salsiccia. Ah. No, con stella. No, con le stelle. Ti faccio con la salsiccia con un bello sfilato. Ma che pizza e pane? Chi se no hot dog napoletano? Questo è proprio napolitano. Perché solitamente l'hot dog in America si fa arrostito il wurstel, come lo facciamo fritto. E faccio una girata e una buttata soltanto. E poi Ah. andiamo a fondo. Ti faccio fare una bella maranella a mezzo. Una bella marinella. Facciamo una sola una girata e una buttata. Andiamo ad aprire lo sfilatino. Guarda, tu lo sai. Ah, me lo smollicate? Sì, facciamo un mollico senza mollica. Mollico senza mollica. Ecco qua. Ecco qua. E andiamo ad alzare le Ma salsicce. sai quando abbiamo fatto una buttata e una girata? Noi facciamo un po' raffreddare. Ma questa uova la dobbiamo attorcigliare. Sì. A marravugliare, come A si chiama? maravigliare vicino napolitanamente. Attorno alla salsiccia. A tua una salsa. Guarda, è incredibile. Ma ti faccio vedere che ti combina. Che abbiamo combinato a mezz'ora? Ti faccio mangiare una cosa di sostanza. Sì, a casa della zia Teresa solo marrenne sostanze. Ma non riesco mai di scendere sciupato solo a casa di zia Ma Teresa. prima così si mangiava. Ma mamma che si chiama, in America lo sai, mangiano doppio di noi. Doppio di noi, è Con vero. questa roba. Ma prima si mangiava tutta roba di sostanze. O forno non c'era, o fornetto non c'era. Certo, certo. Allora solo fritto si faceva. Solo quello che c'era fritto per E io già saziare. faremo c'era tanti anni fa, a roba fritta. Eh sì, perché il fritto saziava il popolo. Sì. E ci sì. saziamo pure noi. No, ma poi non gestiva proprio sto forno. A siente stavo pochi fornetti con la bombola vicina. È vero, è vero, è vero. Altri tempi, altri tempi. Allora ci fare tutte le cose di tanti anni fa. Ecco qua la La scamozza. salsiccia si è raffreddata. Sì, mettiamo la scamozza. L'ammo proprio arravugliamo. E che se l'hot dog napoletano di zia Teresa. Ehi. Gli americani ce n'hanno da imparare, o Ma no? noi ne pensiamo proprio agli americani. Ne pensiamo proprio, perché a Napoli lo facciamo meglio. Facciamo meglio. Ecco qua. Belle chine chine. Lo mettiamo a forno. Ah, mo si va al forno con forno. tutto il panino così, Sì. giustamente. E facciamo fa bella ruscata. Qua vedi Zia Teresa, Davide? andiamo in forno. Sì, vedi che sotto. A quanto? 180 sotto in coppa. Ok, per 10 minuti. 10 minuti. Ed è pronta la marenna. Ecco qua. L'hot dog napoletano è, È pronto. pronto. Wow, zia Tere, guardate qua. Ecco qua. Mo ti faccio Ma vedere. hot dog, ma che lei che sia una marenne. Oh, guarda come è croccante. Croccantissimo. Maronna mia, zia Che Tere. sono tu e che sono mica. Vabbè. Maronna santa. Ti faccio Bellissimo. proviamo. Scotta. Scott, ma è bello croccante, filante. E questo è l'hot dog napoletano di zia Teresa. È buonissimo. Favorito, chiamo consolata.